Senta reverendo, ma qualche proverbio ecclesiale, magari in dialetto bresciano, lo conosce? Ma uno dei più diffusi nel bresciano è proprio questo: sbaglia poi prece di messa, che lo si dice quando appunto uno sbadatamente compie un errore e dice che gli errori li fanno anche i preti. Mi sembra un proverbio molto saggio e direi anche gustoso. Gli altri preti, lei no però, Ma qualche volta, devo dire, mi distraggo anch'io. Ma noi non ci siamo mai accorti. Meglio. Le come la aga la cua l'asen. L'hai mai sentito questo? Lavare la coda all'asino. 10 lode. E questa è la traduzione, ma il significato, diciamo? Grazie. Il significato? Come lavare la coda all'asino? Potta, non lo so, però l'asino secondo me non ha la coda. Sul più bello dell'uccellagione è fuggito il merlo. Bravi, complimenti a quelli che hanno risposto e anche voi a casa se ci avete azzeccato. Quindi quando tutto sembra per andare... Tutto? Due belle fanciulle al bar che fanno l'aperitivo sono nostre. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Senti un po', allora, Naga Dre col sac della Mel. Naga Dre. A dietro. Col sac della Mel. Col sacco con le mele. Con le mele, insomma. Signor Giulio, ma lei è distintissimo, lei esce così, va a fare la spesa. Mi chiamano il secondo Berlusconi. Ma secondo Berlusconi, ma pure per le abitudini o solo per, insomma... No, perché mi vedono, dice io parente di Berlusconi. Allora, secondo... Mi piace essere cambiato, mi piace molto essere cambiato. Ha ragione signor Giulio, lei qua... 31 anni che sono in pensione. Signor Giulio, lei è un divo, che faceva prima? Lavoravo in fabbrica, è un brutto mestiere. Beh, insomma, adesso però è in pensione. Sono dimagrito 27 kg. Allora, lei è dimagrito, quindi va bene anche per il detto di oggi, cioè fa un alter Büsen della cintura. Che vuol dire? Mangia più poco. Beh, se lei dice che è dimagrito 27 kg, quanti buchi ha fatto nella cintura? Ho fatto un bel po' di buchi. Antonio De Martino. Antonio, molto bene. Lei non è bresciano. Sono un terrù. Un terrù, di dove? Salerno. Da tanto tempo a Brescia? 47. Da 47 anni? Sì. Proprio per questo io dovrei chiederle ora una cosa in dialetto, anche se lei, cioè non è che gliela chiedo perché lei è anziano, non è che se la prende male, vero? No, anzi, diciamo che non sono più giovane, dai. Le pieds come neuf. Che vuol dire uno che le pieds come neuf? Che ha mangiato talmente tanto che non gli sta giù più niente. Le sue piedi come neuf. A lei capita? Mi capitava, adesso sono a dieta, quindi... In forma per l'estate. Quasi, dai, quasi. Le so nel cœur. Non è suo nemmeno il cuore. Ragazzi, ma che sorpresa, quindi... Gottolengo City. Da Otalenche. Otalenche in persona. I love you. Endo era il pre che il giran la urche pente, sa di sì, sena volta, C'è un altro detto che ha rovinato la situazione. Che è di Otalenche, i galà che fa spavento. Allora, detto bresciano, nulla di personale, però che le, non tu, che le pie come neuf. Quel signore lì, che sta per tutto, ha mangiato talmente tanto che non sa più dove metterlo. Pes del neuf. A te capita di essere pie come neuf? Ieri sera, presumo oggi pomeriggio, presumo domani che è domenica e via via andando, senza problemi. E a Gottolengo che si dice di questa cosa? A Gottolengo gli dice che Menec è sempre bella. È messo Menec. Dai anche questa che va bene. L'albergo del Gambero era la più antica locanda della città, risale addirittura alla fine del Medioevo. Il suo nome deriva dall'insegna che recava l'immagine di un gambero. Questa insegna a sua volta prendeva spunto dallo stemma di una famosa famiglia nobile di Brescia, i Gambara. L'albergo ha ospitato tanti personaggi famosi, tra i quali Isabella d'Este, duchessa di Mantova nel 1539, e Silvio Pellico, che accenna alla locanda nel suo libro Le mie prigioni. Fu anche la sede di un tragico evento. Il 13 luglio del 1944, durante un grosso bombardamento della Seconda Guerra Mondiale, l'edificio fu colpito da una bomba e una parte crollò, seppellendo molti bresciani nei sotterranei dell'albergo in cui si erano rifugiati. Purtroppo non ho studiato lingua italiana che parlo con te meglio, capito o no? Purtroppo non ho studiato lingua italiana. Sai ripeterlo almeno, Naga Dre? Non lo so, non parlo italiano bene, scusa. Non sono bresciana, sono siciliana. Lei va al trumplina, dica la verità. Ma quando mai?
La signora di Cremona dice, cos'è? Allora, l'anguria era buona, ma che fette! Allora, l'anguria era buona, il cocomero, l'anguria era buona, saporita, ma che fete, cioè ma che fette grosse. Ma che fette, quando uno ti stufa, ti stanca. Hai riferito a noi? No, era una cosa che mi è venuta in mente, ma no. Che significa mai a fero pole medande? Io mai successo così, mai. Cioè però, mai a fero... Vivo tranquillo, una buona pensione. Si vede, eh? Basta. Ma mai a fero pole medande che vuol dire? Ma per non avere niente può capitare. Può capitare, ma il signor Giulio non capiterà. Ah, io no, niente mi capita. Come ce la caviamo col dialetto bresciano? Cos'è? Non ho capito. Qui, venga qui, che c'è Moira Orfei, guarda che bella. Sì. Complimenti, elegantissima. Grazie. Cosa potevo parlare io? Allora, signora, lei secondo me è preparatissima sul dialetto bresciano, vero? Che significa secondo lei el gala cacole röde? Che vuol dire? Non ho capito tanto. Beh, proviamo a ripeterla. El ga. Ecca. La ca. La ca. Cole röde. No, questo non riesco. Non riesco, cos'è? Devo parlare, scusami, non riesco. Gli sposi, abbiamo gli sposi, auguri! Grazie. Felicitazioni! Grazie mille. Proprio poco fa. Adesso, sì. Portiamo fortuna noi, Stiamo giocando con i detti popolari in dialetto bresciano, come ve la cavate? Male, lui forse è meglio. Detti popolari. Bresciani. Mi sposto da lui? Sì, meglio. Con permesso passo davanti, Si può passare davanti alla sposa? Opla! Lei come cercaga la pistola ai fra nel giorno del matrimonio? Potremmo mai cercare la pistola ai fra? Che vuol dire? È difficilissimo. Aspetta, la pistola ai frati, fammi pensare, è una cosa impossibile, no? Bravo! Bacio alla sposa! Questa zona un tempo era Porta Sant'Agata, una delle porte delle mura medievali del 1187. Quando nel 1457 le mura vennero demolite, Giovanni Martinengo acquistò i terreni della zona. Qualche anno più tardi, nel 1479, i suoi figli ottennero dall'imperatore Massimiliano d'Austria il titolo di conti palatini, cioè conti di palazzo, e non conti feudatari, cioè proprietari terrieri. E dunque nacque il ramo dei Martinengo Palatini, e quindi fecero costruire un bel palazzo adatto al loro nuovo rango sociale. Il palazzo venne poi modificato tra 600 e 700 in stile barocco. Appena Riad. Già col suo appena Riad mi sta simpatico perché stiamo giocando col dialetto. Sì, quello che è di Brescia. È il dialetto bresciano, di dov'è? È Mazzano. Mazzano, senta un po'. Resta sul bac tu, che vuol dire? Sta sulla banca. Cioè? Sinta su una banca. Sul più bel dello Zelanda che è scappato il merlo. È il più bel del coso lui. Cioè? Il più bel del ridere che è scappato. A lei sono capitati momenti dove si rideva e poi che è scappato tutto. Con chi? Dove? Dove? Perché ha fatto un po' di anni però. Il più bel dello Zelanda che è scappato a seta. Dice che è in dialetto presso. I gada 3D, anche domani e sempre. Che adesso mio. Non lo so. Pensi alla giustizia, i Gadà 3D, anche domani e sempre, quindi? E dopo ormai che è finito. Anche perché in Italia... E ti do un cupo, ciao. Senta, è il Galacà con le röde. Che sotto che io pagare niente, lui che gli va a togliere la casa. E non ha la casa con le ruote, vero? No, per il momento no. Neanche una roulotte? No, la roulotte l'ho con mia. Le come cercaga la pistola ai fra. Che è duro, cercare la pistola ai fra. Dovrebbero avere la pistola ai fra, no? Sì. Quindi che vuol dire le come cercaga la pistola ai fra? Se i frati non hanno la pistola, quindi le come cercaga la pistola ai fra, le come? Io ne È preparato il signore, è preparato. Il nome? Luigi, saluti Mazzano, va. Buono, va bene. Saluto Mazzano.
Anche quelli di Ciliverghe, se non se la prendono male. E Molinetto anche. Chi salutiamo? La mia moglie Daniela. Ma lei va a spasso senza moglie? Ancora appena, è solo un giorno a settimana. Pomerino. Libera uscita il giovedì. Arrivederci. E dopo basta. Libera uscita, arrivederci. Solo il giovedì basta. Stasera alle 6 rientro, poi sono fino a giovedì prossimo. Agli arresti domiciliari. Saluti. Saluti. Casa Masperi è un'abitazione in stile rinascimentale che reca sulla facciata alcune scritte in latino abbastanza inusuali. Trahit sua quenque voluptas, ossia ognuno cerca il proprio piacere, suddivisa in 4 padiglioni. Nella cornice della porta d'ingresso invece si possono trovare ad homino introitus ed exitus, cioè da Dio dipende che da qui si entri o si esca. In alto, tra le statue, è possibile anche osservare un bambino che fa la pipì, simile al Manneken Pis di Bruxelles. Io sono anziana. Beh, però è stabile. Sì, ho quasi 90 anni. Ho sempre fame. Scusi, ripeta? Ho sempre fame e sete non di acqua, perché sono allergica all'acqua, mi piace il vino. Beh, però è arrivata a 90 anni. Sì, dunque. Sono stato alle Bahamas. Vergogna, ce lo viene anche a raccontare. Alle mie era. È stata in castello. Solamente rassa. Giovanni, mica il corso l'aspo. Non lo so, guarda, sulle spine. Quindi, secondo la metafora, il corso l'aspa, cioè sulle... Essere come dire, in tensione, in qualche problema. Bravo Bahamas! Ma piantalo. Centro anch'io! Centro anch'io.